Signore, è stata una svista, abbi un occhio di riguardo per il tuo chitarrista. Ciao, io mi chiamo Cassandra Raffaele e sono venuta qui a Macerata, a Musicultura, per condividere la mia musica e in particolar modo la valigia con le scarpe. Questo progetto che a distanza di un anno vede finalmente la sua concretizzazione, a breve infatti uscirà in autoproduzione e quindi per me quest'oggi è come se festeggiassi questo mio primo album di debutto. La valigia con le scarpe rappresenta un po' in pieno quello che è anche il mio modo di essere, ovvero il vivere la vita come se fosse un viaggio, con l'unica fine nel viaggio stesso. La destinazione è il viaggio, quindi la bellezza degli incontri, le suggestioni, la possibilità di confrontarmi e questo viaggio mi ha portato anche qui a Musicultura. Sono felicissima perché davvero era una cosa che speravo di poter fare e quando a novembre ho partecipato, ignara di quello che poteva essere l'esito, mai avrei pensato di poter poi festeggiare finalmente l'uscita dell'album venendo qui a Macerata e quindi sono veramente felice di questo. Ho vestiti più leggeri, son partita con le ali, non ho ancora sentito freddo, non ho ancora i lividi sulle mani, la valigia con le toppe pesa quanto le mie brame, cade giù pure la neve come fiocchi di cotone. Ho voluto fermare il tempo per accorgermi che è il momento di andare. La valigia con le scarpe porta pure le sconfitte. Sai, non ho ancora coperto la mia immaginazione con la ragione. Mi chiedi di aiutarti a capire perché porto camicie bianche. Mi chiedi di fermarmi e di lasciare le mie valigie in città che non conosco. Camminavo sulle nuvole e tu mi cercavi sulla terra, rincorrevi tracce sbagliate, le mie orme accarezzano soffi di vento. La valigia con le rose porta pure le tue scuse. Sai, non ho ancora coperto la mia immaginazione con la ragione. Mi chiedi di aiutarti a capire perché porto camicie bianche. Mi chiedi di cambiare il mio cammino, per me sarebbe come perdere il nome. Mi chiedi di aiutarti a capire perché porto camicie bianche. Mi chiedi di fermarmi e di lasciare le mie valigie in città che non conosco. Sei stato invadente, un estraneo, ma ti ho ricoperto di madreperla. Ho una giacca di carezze lieti appena rattoppate, non mi manca più niente in fondo. Posso ancora contare su un'altra
stazione, la valigia con le corde tiene stretta la mia sorte. Pa, 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 pa.